È martedì 22 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco torneremo da Emanuela per approfondire proprio i fatti di cui adesso andiamo ad occuparci. C'è la cronaca, la Sicilia che continua a rimanere nella morsa del maltempo. È stata un'altra notte di pioggia intensa, specialmente nella parte orientale della nostra regione. Si contano i danni, la giunta Schifani ha dichiarato lo stato di emergenza, sono stati stanziati 2,8 milioni di euro con 5 interventi d'urgenza per la messa in sicurezza di strade e anche di torrenti. Stato di emergenza regionale per le zone della Sicilia colpite gravemente dagli eventi alluvionali degli ultimi 2 giorni. Lo ha deliberato la giunta di governo convocata con urgenza dal presidente della regione Renato Schifani. A fronte di una prima stima dei danni che potrebbe arrivare a 10 milioni di euro, la giunta mette subito in campo le prime risorse, come conferma lo stesso presidente Schifani. Abbiamo convocato la giunta in via di urgenza dichiarando lo stato di emergenza regionale. Era un atto dovuto, abbiamo stanziato già 2 milioni e 8 per primi interventi per ripristinare lo stato dei luoghi e garantire ai siciliani una vivibilità e una mobilità. Commissario straordinario per questa emergenza è stato nominato il dirigente generale del Dipartimento Tecnico dell'Assessorato regionale alle infrastrutture Duilio Alongi. Nello specifico sono 5 gli interventi prioritari nelle aree maggiormente colpite, individuate grazie ai sopralluoghi del Dipartimento Tecnico degli Uffici del Genio Civile dell'Autorità di Bacino della Protezione Civile. Alla foce del fiume Salso a Licata nell'Agrigentino sarà avviato un intervento urgente per rimuovere i detriti. Sul fiume di Taino si interverrà con il rifacimento degli argini. A Enna si metterà in sicurezza l'area di frana per consentire la riapertura della viabilità e ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Sull'isola di Stromboli rimozione dei detriti che ostacolano la circolazione lungo alcune arterie, in particolare nella frazione di Ginostra. La Giunta inoltre, su proposta dell'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, ha dato incarico al Dipartimento competente di delimitare le aree agricole della piana di Licata maggiormente colpite, quantificando i danni che sono stati apportati in questi giorni alle infrastrutture, alla produzione agricola e alle attrezzature. La copertura finanziaria sarà garantita da apposite risorse nel programma di sviluppo rurale. Dei danni, dei disagi, ma anche dei provvedimenti della Giunta, ma anche la situazione difficile vissuta alla città di Catania. Parleremo diciamo nella mattinata nel corso della nostra trasmissione. Intanto vado da Emanuela per cercare di fare il punto sui quotidiani. Sì, ovviamente è uno dei temi centrali di oggi. Andiamo a vedere sui vari quotidiani come viene trattato il maltempo, soprattutto i danni. Partiamo da Repubblica a Palermo. Scuole chiuse, strade allagate, l'SOS dei sindaci in Sicilia orientale continua l'allerta meteo, i primi cittadini in pressing sulla regione. Palazzo d'Orléans stanza appena 2 milioni e 8 a fronte di richieste ben più elevate. E poi la polemica: a Catania sono caduti appena 59 millimetri di pioggia, ma la via Etnea è diventata un fiume in piena, come sappiamo bene. L'atto d'accusa della regione al sindaco: i tombini erano stati ripuliti dalla cenere vulcanica, questo chiede appunto il governo regionale al sindaco trantino. E poi, a proposito di regione, i primi interventi verranno stanziati e riguarderanno Licata, che è stata una delle città più colpite alla foce del fiume Salso. A Licata sarà avviato un intervento urgente per rimuovere i detriti alluvionali che ostruiscono il regolare deflusso delle acque verso il mare. E poi sul fiume di Taino, tra Catania e Enna, la regione siciliana ha stabilito di finanziare il rifacimento degli argini attraverso il posizionamento di massi ciclopici. A Enna, dove una frana ha causato la chiusura di strade e attività commerciali, praticamente un po' isolando la città, verrà messa in sicurezza l'area per consentire la riapertura della viabilità e ridurre i disagi dei cittadini. E poi abbiamo visto anche il disastro a Stromboli, soprattutto nella frazione di Ginostra, dove saranno rimossi i detriti che rendono impraticabili diverse strade del centro. Il caso cemento sotto accusa, ma l'ARS riapre al consumo del suolo. E poi vediamo sempre su Repubblica la beffa dell'isola a secco, dighe senza
manutenzione e l'acqua delle ultime piogge che viene buttata a mare. Vediamo anche gli altri giornali come trattano il tema del maltempo. La Gazzetta del Sud intanto si concentra su Messina, dove marciapiedi e sottopassi finiscono sott'acqua. La città dello Stretto, soprattutto nelle ultime ore tra ieri e oggi, è una delle più diciamo coinvolte da questa ondata di maltempo. Il temporale per gran parte della mattina ha provocato disagi soprattutto nella zona sud, ha attivato il COC per rispondere alle emergenze e intervenire nelle zone più critiche. Ma dicevamo il maltempo che sta interessando la Sicilia nord-orientale, quindi l'inarrestabile violenza dei torrenti da Santa Teresa di Riva a Scaletta, 2 persone evacuate a Fiume di Nisi, oggi scuole chiuse in 15 comuni e ancora sulla fascia tirrenica frane e allagamenti. Vediamo invece sulla Sicilia. La Sicilia, il quotidiano, naturalmente torna il sereno dopo la tempesta. Si pensi anche agli agricoltori. La regione ha dichiarato lo stato di emergenza, 2,8 milioni per i primi interventi, come abbiamo visto. E ancora andiamo a vedere sulla pagina di Catania, come abbiamo visto anche su Repubblica, un po' sotto accusa, caditoie e quant'altro, pulizia e manutenzione. Parole chiave: il maltempo a singhiozzo, restano detriti da eliminare, alcuni tombini da ripristinare. L'assessore Pesce, previsto per i prossimi giorni un ulteriore piano di spazzamento appena la cenere sarà asciutta, verrà rimossa, quindi evidentemente ancora c'è molta cenere nella città e questo sicuramente ha peggiorato le cose. Grazie Emanuela, da te torniamo fra poco. Un'altra aggressione ad un operatore del 118, una testata al volto, è un'emergenza senza fine, stavolta a Palermo. Il direttore della sala operativa del 118 della Sicilia occidentale: siamo stanchi, episodi intollerabili. Ma nella giornata di ieri c'era stata anche la denuncia del direttore generale del Policlinico di Catania proprio per gli ultimi atti violenti nei confronti dei sanitari. Sentiamo. Ancora aggressioni, ancora violenza sui sanitari. Teatro di questo nuovo episodio è Palermo, via Leonardo da Vinci. Un soccorritore del 118 è stato aggredito e colpito con una testata al volto. L'operatore era stato inviato con un'ambulanza per soccorrere una coppia rimasta coinvolta in un incidente non grave. Quando i sanitari sono giunti sul posto, un uomo ha prima aggredito il soccorritore e poi lo ha colpito con una testata, provocandogli una ferita che è stata medicata nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale civico. I nostri soccorritori erano intervenuti in maniera pacifica, tranquilla, in 10 minuti, quindi sono perfetto range che noi abbiamo come come tempi di intervento, ed è stato aggredito con una testata, un atto ignobilissimo che ha causato un trauma cranico, uno stato confusionale e 6 punti di sutura. Era già successo allo Zen qualche settimana fa, oggi la nuova aggressione. Non è un problema di sicurezza dato dalle forze dell'ordine, ma un problema proprio di società, perché siamo noi che dobbiamo difenderci da questi delinquenti. Purtroppo definirli così è brutto, una brutta parola, ma è così. Quindi invito le persone che erano presenti a denunziare se conoscono questa persona, perché dobbiamo dare l'esempio e dobbiamo essere noi a doverci ribellare a queste vergogne. Allora Emanuela, vengo da te di nuovo per approfondire queste aggressioni. Sì, vediamo Repubblica Palermo, dove ci sono anche le parole di Fabio Genco. Intanto pestaggi e aggressioni, l'emergenza sul posto di lavoro, boom di casi a Palermo. Le ultime vittime sono un soccorritore del 118, un metronotte dell'ospedale Cervello e 2 dipendenti AMAT ausiliari del traffico. Fabio Genco, direttore del 118, alla luce appunto di questo ultimo caso, dice: noi a rischio, adesso basta. E poi vediamo anche sulla Sicilia, pagina 9, testata in faccia all'operatore del 118, l'ambulanza interviene per un incidente stradale, ma in ospedale finisce il soccorritore. Castro, il presidente della Seus: presto doteremo gli operatori di bodycam come deterrente per gli episodi di violenza. E adesso andiamo a Messina, una tragedia
per una morte improvvisa di una bimba di 8 anni morta al policlinico, probabilmente per shock settico dovuto ad un batterio aggressivo. Una bimba di 8 anni è morta a Messina nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico. La causa potrebbe essere stato uno shock settico dovuto ad una infezione provocata da un batterio molto aggressivo. Era stata portata dai genitori nella notte tra sabato e domenica scorsi con la febbre altissima, poi poco dopo le 4 della mattina è morta. Francesca Galletta avrebbe compiuto 9 anni il prossimo dicembre, una tragedia per i genitori che non l'hanno lasciata un momento. Saranno gli esami diagnostici a stabilire quale batterio abbia provocato lo shock e la morte della bambina, che frequentava la quarta elementare all'Istituto Mazzini Gallo, dove stamattina la dirigente ha cercato di informare con tutte le cautele possibili i compagni di classe, ma tutta la comunità era incredula per l'accaduto. Giovedì mattina Francesca si era sentita male, i genitori l'avevano presa anticipatamente a scuola. 2 giorni di febbre alta, la visita del pediatra, ma la situazione non migliorava, così madre e padre hanno deciso di portarla al pronto soccorso pediatrico, dove è giunta disidratata e con febbre molto alta. I medici hanno disposto subito il trasferimento in terapia intensiva pediatrica, nonostante i tentativi di salvarle la vita. Una bambina è morta. E ora torniamo ad occuparci del ponte sullo Stretto, i primi 25 milioni dall'Unione Europea per il progetto che riguarda la ferrovia. C'è l'accordo fra Stretto di Messina e Cinea. Prendiamo il servizio. Il progetto di costruzione del ponte sullo Stretto va avanti, un nuovo decisivo passo grazie all'accordo tra la società Stretto di Messina e l'Unione Europea. Con il Cinea, l'Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, l'Infrastruttura e l'Ambiente, è stato firmato il Grant Agreement, ossia l'accordo di sovvenzione, che prevede un contributo di 25 milioni di euro a fondo perduto per coprire il 50% dei costi di progettazione che riguarda l'infrastruttura ferroviaria. La proposta che la società ha presentato nel gennaio di quest'anno con il bando Connecting Europe Facility for Transport è stata valutata positivamente da Cinea, poiché il ponte sullo Stretto di Messina rispetta i rigidi protocolli previsti dalla Commissione Europea per quanto riguarda priorità e urgenza, maturità, qualità, impatto ed effetto catalizzatore. La Commissione Europea ha dato il suo parere positivo dal momento che il progetto portato avanti dal governo riguarda l'interesse collettivo e falleva su tutti gli obiettivi decisi nella regolamentazione dei corridoi TEN-T, la rete transeuropea, ossia la coesione, l'efficienza, la sostenibilità e l'incremento dei benefici per gli utenti. Tra i numerosi parametri presi in considerazione le positive ricadute socio-economiche e ambientali del progetto, tempi di viaggio ridotti enormemente, ma anche una netta riduzione dell'impatto acustico e delle emissioni inquinanti. L'Unione Europea ha ritenuto molto positiva anche la capacità del progetto di aumentare l'accessibilità e lo sviluppo economico di Calabria e Sicilia, migliorando così le connessioni tra queste due regioni con il resto d'Italia. In queste ore la società Stretto di Messina ha annunciato che la data di inizio lavori di costruzione del ponte sullo Stretto sarà a dicembre 2024 con le attività preliminari. Il cantiere vero e proprio con espropri e demolizioni partirà a maggio 2025 e l'opera sarà aperta al traffico nel 2032. Torniamo ai giornali e ripartiamo proprio da questo accordo, dai primi finanziamenti che arrivano dall'Unione Europea. Lo vediamo sulla Gazzetta del Sud, c'è l'accordo con la Commissione Europea siglata tra l'Agenzia Cinea e la Stretto di Messina, come abbiamo sentito, la convenzione di sovvenzione per il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. L'Unione Europea ha detto sì al cofinanziamento della progettazione esecutiva riguardante la parte ferroviaria del ponte. Il contributo si potrebbe estendere all'intera opera, ma solo dopo il voto della CIPES. E vediamo come dovrebbe diventare il ponte, con appunto la linea ferroviaria al centro tra le due corsie. La strategicità del collegamento stabile nello stretto riguarda in particolare le connessioni su linea ferrata. Arriva la soddisfazione del ministro Salvini, che dice la conferma della serietà del progetto e della strategicità dell'opera, e poi la D della Stretto Ciucci, premessa per reperire ulteriori risorse, riducendo così gli oneri a carico dello Stato. E poi esultano Lega e Forza Italia, quest'opera è strategica, intervengono i sottosegretari Ferrante e Siracusano e il senatore messinese Germanà. L'approvazione dell'accordo sancisce che il ponte è opera strategica per tutta l'Europa.
Andiamo a vedere le prime pagine allora di oggi, anche le altre notizie. Partiamo da Repubblica Palermo. Come abbiamo già visto, il maltempo è in primo piano con l'allarme appunto dei sindaci, e qui vediamo Licata in questa foto con l'esondazione del fiume Salso nella cittadina che si trova in provincia di Agrigento. E poi Punta Raisi allagata. Si parla dell'aeroporto di Palermo, la soluzione potrebbe essere Riggio. Lunedì la nomina di Riggio al vertice della GESAP, la società che gestisce appunto l'aeroporto. Nei giorni scorsi, mentre lo scalo restava paralizzato a causa di un allagamento, Riggio ha incontrato il sindaco Lagalla, ottenendo così l'ok all'avvio delle procedure per la cessione ai privati. E poi le truffe che corrono online, 500 in un anno, questo è il dossier. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia con il ponte, appunto i primi 25 milioni dall'Unione Europea per il progetto della ferrovia, ma c'è anche Fontanarossa che verrà interessata da un finanziamento e soprattutto da un ampliamento in pista, 650 milioni fino al 2030. Il nodo privatizzazione. E poi anche qui il maltempo, deliberato lo stato di emergenza. A Noto, fogne abusive per quanto riguarda il depuratore, ricordiamo ci sono 2 persone arrestate, e batteri fecali nel fiume Asinaro. Tutti sapevano, l'inchiesta Aspecon. A centropagina vediamo invece una splendida Miriam Leone, leonessa, così titola oggi la Sicilia, interpreta Oriana Fallaci nella serie TV presentata in anteprima ieri alla Festa del Cinema di Roma. E poi vediamo anche la prima pagina del giornale di Sicilia, migranti, riscritte le regole, lo vedremo tra poco. Ieri sera il governo ha varato appunto il decreto sui paesi sicuri. Il decreto legge arriva dopo il caso dei trasferimenti bloccati in Albania, via libera anche alle residenze universitarie nei beni confiscati. Il governo prova a superare il no dei giudici e indica 19 paesi sicuri per rimpatri immediati, ma la polemica con le toghe resta. Nordio, sentenza europea non compresa dai magistrati. Il maltempo, vediamo, stato di emergenza per i danni, e qui siamo a Catania, devastata, i danni del maltempo nel centro storico. Ieri ancora piogge, ma ricordiamo che le piogge nelle ultime ore stanno interessando soprattutto il settore nord-orientale. E poi vediamo ancora assaliti metronotte operatore del 118, notizia che abbiamo già approfondito, in via Trinacri a Palermo, in una buca con una carrozzina disabile finisce in ospedale. Più volte si è parlato dell'emergenza buche, soprattutto nel capoluogo palermitano, che ogni anno annovera moltissimi feriti, e questo è l'ultimo, appunto il caso di una persona disabile che è caduta faccia a terra incastrata con una ruota della sua carrozzina. E poi ex province, il centrodestra avanti piano sui candidati. Elezioni di secondo livello il 15 dicembre per i vertici dei liberi consorzi. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. Messina, il nuovo corso dell'AMAM. Dopo le dimissioni forzate del precedente CDA, il sindaco Basile ha ripristinato gli organi di gestione, presidente Alibrandi, consiglieri di amministrazione Martello e Cosenza. Questo sarà il nuovo direttivo. E poi la provincia di Messina sott'acqua, il copione si ripete, l'ondata di maltempo in Sicilia, dichiarato lo stato di emergenza. Come vediamo un po' in tutte le città sono scoppiate le polemiche subito dopo questa ondata di maltempo, città che sono letteralmente sommerse dalle acque. Si cerca di capire perché accade puntualmente tutto questo. E poi vediamo ancora una bambina che muore al Policlinico, come abbiamo sentito anche nel nostro servizio, tragedia a Messina, batterio killer, e vediamo anche la ponte sullo stretto, sempre in prima pagina, dalla Commissione Europea, appunto, che arriverà il cofinanziamento per progettare questa parte ferroviaria dell'opera.
Bene, grazie ad Emanuela Corsi. Ancora una notizia di cronaca. Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Gela per spaccio di stupefacenti nell'ambito di un'operazione effettuata dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Sono stati sequestrati un'arma a giocattolo modificata, munizioni e 20 grammi di cocaina. E adesso siamo alla viabilità, ci colleghiamo con la Polstrada, chiaramente il compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina con noi, lo vediamo già collegato, c'è il sovrintendente Vito Giovanni Russo. Buongiorno, qual è la situazione per quelle che sono le arterie di vostra competenza? Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori della sezione di Catania del compartimento Sicilia orientale della Polizia Stradale. Iniziamo subito a dare informazioni utili a quanti sono in viaggio sulle nostre autostrade e sulle principali strade statali della Sicilia orientale. Per quanto riguarda la situazione attuale, si registrano oggi i consueti rallentamenti dovuti all'ora di punta, aggravati dalle attuali condizioni meteo. In particolare sulla 18 si registrano, prossimo ritorno di audio, in particolare sul 18 si registrano gli allagamenti nei pressi della rampa di immissione alla tangenziale direzione Catania, per chi proviene da Cinefreddo, un allagamento che si estende, quindi interessa anche buona parte della carreggiata in direzione Catania. Quindi sul posto abbiamo già il CAS, cioè il Consorzio Autostrade Siciliane, e la Polizia Stradale. Ovvio sono importanti le ripercussioni sulla viabilità, per cui si raccomanda cautela, ma si prevede di risolvere questa criticità al più presto. Sempre sulla 18 Messina-Catania, in direzione Catania, si registrano le solite code e rallentamenti tra Giave e Cireale a causa del restringimento della carreggiata per lavori in corso nei pressi dello svincolo di Cireale. Analoga situazione sulla diramazione delle 18, direzione Centro Città, mentre sulla tangenziale di Catania vi sono dei rallentamenti dallo svincolo di Paese Tenei fino allo svincolo di San Giorgio per cantieri in atto, per cui vi raccomando di evitare ogni tipo di distrazione e il rispetto della distanza di sicurezza, onde evitare di tamponare chi vi precede. Sempre sulla 19 Catania-Palermo persiste la chiusura dello svincolo di Enna in entrata e in uscita sulla carreggiata direzione Palermo. Per chi proviene da Catania è consigliabile l'uscita a Molinello. Sulla 20 Messina-Palermo invece permane tra Patti e Brolo in direzione Palermo la chiusura della galleria Calavà e perdura quindi il doppio senso di circolazione della carreggiata opposta in direzione Messina, anche se disciplinata per fasce orarie come da apposita ordinanza dell'ente proprietario della strada, consultabile anche sul sito del Consorzio Autostrade Siciliane, per cui invito gli interessati a prenderne visione e a documentarsi prima di mettersi in viaggio. Questa è la situazione attuale, ovviamente sempre in continua evoluzione durante la giornata, durante la quale possono sempre emergere delle criticità. In particolare oggi le avverse condizioni meteo impongono un adeguamento della velocità e ne approfitto per ricordarvi da subito che il codice della strada prevede che in caso di piogge e di precipitazioni atmosferiche in genere i limiti di velocità siano ridotti a 110 km/h sulle autostrade e a 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Invito quando sono in viaggio ad un comportamento quanto più possibile responsabile e ad adeguare ulteriormente questa velocità, la loro velocità, alle condizioni meteo, soprattutto se i vostri pneumatici e sospensioni non sono al massimo della loro efficienza. Vi invito inoltre a non sottovalutare l'efficienza delle spazzole del cristallo e dell'aerazione dell'autovettura, accorgimenti che possono sembrare inutili e irrilevanti, ma di fatto possono limitare notevolmente il campo di visibilità del conducente. Con questa pillola di educazione stradale dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale vi auguriamo una serena giornata. Grazie, una buona giornata al sovrintendente Vito Giovanni Russo, buon lavoro, l'appuntamento è a domani. Diamo uno sguardo alla situazione traffico, anche alla viabilità sulla circonvallazione di Catania, siamo all'altezza del nodo Gioieni, vedete il traffico oggi è particolarmente sostenuto in entrambe le direzioni, sia in direzione Ognina che in direzione Mister Bianco, c'è un po' di rallentamento, evidentemente questa è l'ora di punta e poi dobbiamo considerare anche il meteo che non è chiaramente dei migliori, continua a piovere, una pioggerellina che rende comunque anche la sede stradale bagnata e quindi bisogna fare attenzione. Ci fermiamo prima di ritornare poi ai quotidiani, stavolta nazionali, per i fatti della nostro paese, dell'Italia, ma anche quelli internazionali con Emanuela Corsi. A fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso da Emanuela Corsi per i fatti nazionali ma anche internazionali.
Sì, e in primo piano naturalmente c'è ancora la questione dei migranti, questo braccio di ferro tra magistratura e governo dopo la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il fermo dei 12 migranti che erano stati portati in Albania. In tutto erano 16, però di questi 16 2 erano minori e 2 erano soggetti vulnerabili. Da lì insomma il governo è corso ai ripari con un decreto che è stato varato proprio ieri sera in questo Consiglio dei Ministri Lampo, che è stato appunto convocato da Giorgia Meloni e che ha un po' messo in secondo piano invece la manovra finanziaria. Ma vediamo tutti questi temi partendo dal Corriere della Sera. Intanto rimpatri, i 19 paesi sicuri, sì al decreto Nordio, i giudici non hanno capito la sentenza della Corte europea. Attenzione con la magistratura. E poi c'è un altro tema, quello della maternità surrogata, scontro tra Roccella e Ordine dei Medici. E poi torniamo invece a questo tema principale, cioè di nuovo lo scontro tra governo e magistrati, toghe di destra contro la mail sulla Premier, perché ad aggravare, un po' a esasperare anche gli animi, c'è stata anche questa mail che è venuta fuori, che è stata pubblicata dalla stessa Meloni, dove un magistrato parlava di pericolo e che Giorgia Meloni andava fermata, il governo Meloni andava fermato. Poi c'è un'intervista a Renzi che scrive: i magistrati hanno il vizio delle chat. Vediamo gli altri argomenti. Intanto il caso in Moldavia, alla fine ha prevalso il sì sul referendum per iniziare l'iter ed entrare nell'Unione Europea, tutto per un pugno di voti, interferenze russe, queste le parole della presidente Sandu, che ora è al ballottaggio perché oltre al referendum i moldavi sono stati chiamati anche per scegliere il nuovo presidente. E poi nomina dei vescovi, Cina e Vaticano rinnovano l'accordo prolungato a 4 anni. Vediamo Donald Trump, a proposito di voti, si avvicina sempre di più il momento delle presidenziali americane. Trump che serve da McDonald's, questa è l'ultima trovata della sua campagna elettorale, ricca di colpi di scena, insomma abbiamo visto di tutto, però a quanto pare i clienti sono finti. E poi vediamo invece in questa foto centrale una splendida Luisa Ranieri che si è presentata al Festival del Cinema di Roma. Lei ha presentato il film con Sorrentino Partenope, Napoli, la famiglia. Luisa Ranieri si racconta in analisi per la timidezza, ha detto lei, ha confessato, da attrice ho detto tanti no. Andiamo a vedere qualche approfondimento, intanto il tema in primo piano che vediamo anche sugli altri quotidiani. Paesi sicuri, ecco la lista che è stata stilata dal governo che ha varato appunto questo decreto sul caso Albania. Ok ai rimpatri in 19 stati. Nordio ai giudici, dice è una legge e adesso si applica. Meloni decisi a difendere i confini. E poi vediamo c'era anche la lista dei paesi, se riesco a trovarla. Eccola qua, l'elenco appunto, vediamo quindi sulla stessa pagina, l'elenco deciso dal Consiglio dei Ministri, quali sono questi paesi sicuri dove possono ritornare appunto i migranti, possono essere rimpatriati. Albania, Capoverde, Bangladesh, Costa d'Avorio, Algeria, Bosnia e Erzegovina, Egitto, Perù, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Senegal, Montenegro, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Sono esclusi Colombia, Camerun e Nigeria rispetto alla lista precedente. Ma il caso, dicevamo, è scoppiato venerdì, quando i giudici non hanno convalidato, il Tribunale di Roma ha deciso di non convalidare il trattenimento di questi 12 migranti. Loro provenivano da Egitto e Bangladesh, quindi comunque il Consiglio dei Ministri continua ad affermare che appunto l'Egitto è un paese sicuro e quindi chi proviene da questo Stato può essere rimpatriato.
Andiamo a vedere ancora la stampa con migranti, il decreto dimezzato. Nella lista restano Bangladesh ed Egitto, attacchi alla Premier, scontro tra correnti di destra e sinistra. Ridotti i paesi sicuri, come abbiamo visto, da 22 a 19, esclusi i ricorsi facili del governo, a rischio tensione con Colle e Unione Europea. Anche qui l'intrigo moldavo, sia all'Europa per soli 9.000 voti, questa è la differenza tra i sì, quindi favorevoli all'ingresso in Europa, e naturalmente chi vuole rimanere in Russia. Putin accusato di brogli. Vediamo il manifesto che titola in maniera così molto a quel paese. Questo la notizia come viene raccontata: il governo prova a salvare il modello Albania con il decreto sui paesi sicuri. Nordio alza la voce, i giudici non possono disapplicare una legge e la sentenza della Corte europea non l'hanno capita perché è scritta in francese. Queste le parole appunto di Nordio. Meloni intanto rinvia la conferenza stampa di oggi, che era stata fissata per presentare i punti della manovra finanziaria che domani arriverà alla Camera, con alcuni correttivi rispetto a quelli che erano stati abbozzati in un primo momento. E poi si parla anche del Medio Oriente. La destra avanza a colonizzare Gaza. Alla conferenza di ieri presenti parlamentari e ministri israeliani. Vediamo l'Unità con sempre l'Albania in primo piano, Meloni che vuole sfondare la Costituzione ma Mattarella la ferma, e poi ci sono politici che esondano dal loro cervello, scrive l'Unità, castronerie sparse. E qui vediamo i due, da un lato il Presidente del Senato La Russa, dall'altro invece il Ministro Nordio. Il Giornale: Meloni ai giudici, governo io. Ok al decreto rimpatri, Nordio, le toghe non hanno capito la sentenza europea, appunto secondo lui perché era in francese. La magistratura si spacca, moderati contro MD, rispettare le istituzioni. E poi vediamo ancora il Papa che esclude ancora le donne dalla Chiesa. Si è riparlato di appunto questo, di aprire anche alle donne, al diaconato delle donne nella Chiesa durante l'ultimo sinodo, però ancora la motivazione è stata: la Chiesa non è ancora pronta per questo cambiamento. Poi vediamo Avvenire, sicuri per decreto, Meloni ribadisce di voler difendere i confini, Salvini vorrebbe il licenziamento di un giudice, appunto il giudice che aveva scritto quella famosa mail. Poi oggi si parla di un altro tema, ancora dell'inverno demografico, le culle che rimangono vuote. 13.000 nascite in meno. Nel 2023 il tasso di fecondità è sceso a 1,20 figli per donna. Siamo al minimo storico. E di questo si parla addirittura sul Sole 24 Ore. Nascite 2024, la caduta è continua. Inverno demografico, appunto non si ferma il trend negativo. Nel 2023 è registrato un calo del 3,4%, discesa anche quest'anno. In 7 mesi ci sono 4.600 nati in meno e alla fine del 2024, secondo le stime, saranno addirittura 370.000. Poi il Fatto Quotidiano, naturalmente anche qui nel taglio centrale il governo Meloni che tenta di scavalcare l'Unione Europea buttando la palla alla consulta con questo decreto che elenca i 19 paesi sicuri. Per spingere i giudici a ricorrere, la Corte impiegherà adesso mesi per decidere. E poi derby Salvini-Meloni per andare in TV. Ti faccio vedere qualche altra prima pagina velocemente. Andiamo al Giorno, Angelo, con migranti, espulsioni più facili per decreto, ma vediamo anche la situazione del maltempo che, ricordiamo, ha colpito soprattutto il centro-nord Italia e l'Emilia Romagna. Andiamo via dal paese delle alluvioni, l'Emilia Romagna che è stata travolta dalle alluvioni ben 4 volte negli ultimi tempi. Il centro d'eccellenza INAIL di Vigorso pronto a trasferirsi, città sott'acqua, i governi
governatori uniti invocano piani speciali. Siamo nella Bolognese, appunto la città di Bologna, una delle più colpite. Vediamo anche su Repubblica di oggi. E qui se stiamo insieme nella terra del fango, ieri le immagini appunto degli emiliani, dei romagnoli che sono scesi per le strade a spalare il fango ancora una volta, e poi in Medio Oriente, Beirut, le bombe di Israele sui bunker del tesoro di Hezbollah. È stato attaccato un istituto finanziario appunto legato al gruppo di Hezbollah. Grazie Emanuela. Adesso vediamo il meteo e poi il primo dei nostri ospiti per parlare di Catania allagata e cercare di capire i perché. Bentrovati, un aggiornamento meteo per la giornata di martedì con un vortice di bassa pressione sull'Italia, ancora la possibilità di improvvisi piovaschi o temporali sulle centrali tirreniche ed il sud, soprattutto tra Sardegna e Sicilia. Al nord invece cielo parzialmente nuvoloso ma scarse piogge. Sulla Sicilia instabilità, giornata con la possibilità di improvvisi piovaschi o rovesci, dei temporali localmente anche di forte intensità, attenzione ad alcune zone dell'isola, temperature massime mediamente tra 20 e 25 gradi, vento sostenuto di scirocco sul Mar di Sicilia con mare qui molto mosso. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, parziale miglioramento, giornata ancora di tanta variabilità, ma questa volta minor rischio di precipitazioni. Le temperature per la giornata di mercoledì saranno stabili o in lieve aumento, con qualche punta di 25-26 gradi, giornata nel complesso mite. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti, scaricando l'app di Trevi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor, potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare, insomma potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare, potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto, vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Bentornati a Buongiorno Sicilia, come anticipato il primo dei nostri ospiti, il professore Giuseppe Cirelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Docente di idraulica agraria al Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania. Allora, i temi sono tanti, parliamo stamattina intanto con lei di Catania allagata, più avanti con il direttore della Protezione Civile parleremo di quelli che sono i danni, di come si sta intervenendo per cercare di porre rimedio. Ieri c'è stata la dichiarazione chiaramente dello stato di emergenza da parte della Giunta regionale. Catania allagata ormai è una costante, mezz'ora, 40 minuti diciamo così di pioggia intensa portano praticamente a una quantità d'acqua impressionante, soprattutto in via Etnea, che diventa praticamente una sorta di raccoglitore di tutto quello che arriva sulla città di Catania, non solo dal cielo, ma anche dagli altri paesi. Cerchiamo di capire perché, che cosa sta succedendo. Allora, intanto tengo a precisare una cosa, che è vero che ha piovuto in un intervallo temporale molto breve, però bisogna considerare l'intensità dell'evento di pioggia, cioè la quantità d'acqua che cade in unità di tempo. Sono caduti complessivamente circa 45-50 mm d'acqua. Che non è una quantità Non è una quantità assolutamente rilevante, però ben 30 mm sono caduti in 20 minuti. E questo comporta un sovraccarico sulle fognature che non riescono a smaltire questi picchi di portate. Ed è un evento che si sta sempre più verificando. Io ne ho contati 5 o 6 eventi negli ultimi 15 anni che hanno avuto queste intensità anche molto più elevate. Quella del 2021 è stata ancora più elevata rispetto a quella che ha interessato in questi giorni Catania. E questo, tra l'altro, il problema che abbiamo visto è che questa quantità d'acqua, seppur non tantissima, appunto perché ha un'intensità molto elevata, è stata più o meno diffusa su tutto il territorio urbano e anche sulla parte a nord di Catania, quindi il sistema non ce la fa e la via Etnea, come giustamente ha detto lei, diventa un grande collettore naturale, perché la pendenza chiaramente porta a spostare l'acqua da monte verso valle, e tra l'altro la via Etnea riceve non solo le acque dai paesi
a monte, perché ancora tutte le famose fognature, i canali di gronda non sono stati pienamente realizzati e messi in esercizio, ma anche perché c'è tutta una parte del centro urbano, quella che è, diciamo, compresa tra la circonvallazione, Viale Mario Rapisardi, fino ad arrivare a ovest, fino al Viale Corso Indipendenza, che recapita poi sostanzialmente su Viale Regina Margherita, e Viale Regina Margherita confluisce sulla via Etnea. Professore, la interrompo perché il sindaco qualche giorno fa, proprio ai nostri microfoni, nel corso dei nostri telegiornali, ha spiegato che la situazione si è un po' più aggravata da quando è stato abbattuto il ponte al Tondo Gioieni, perché assieme al ponte sono state eliminate molte delle caditoie che praticamente raccoglievano quest'acqua, e quest'acqua non arrivava proprio direttamente in via Etnea, quindi alleviava, smorzava la quantità d'acqua che era prevista in arrivo per via Etnea. Può essere questa una concausa? Ci sono tante concause, questa può essere una concausa, ma diciamo c'è un problema generale del dimensionamento, dello sviluppo delle fognature nel centro urbano di Catania. È vero che ci sono tanti collettori già realizzati, ma questi collettori non sono pienamente in esercizio perché mancano gli allacci. C'è un problema chiaramente che deve essere portato avanti sulla manutenzione delle fognature, quelle che sono esistenti, ma c'è soprattutto un problema che è connesso a Catania, è una città che ha impermeabilizzato completamente il proprio territorio urbano. Quindi la cementificazione insiste in questo, è particolarmente, diciamo, persistente. Questo è uno dei grossi problemi, anche perché in tutta quest'acqua che potrebbe infiltrarsi in aree verdi, e mancando le aree verdi praticamente quest'acqua non si può infiltrare. Poi noi abbiamo anche il problema che tutti i palazzi scaricano le proprie acque sulle strade. Invece, diciamo, ci sono delle condizioni ideali per il territorio urbano, non solo di Catania ma di tutta la fascia etnea, che queste acque vengono fatte infiltrare a livello locale. La vecchia città settecentesca aveva i pluviali con le famose cisterne per raccogliere l'acqua. Questa cosa è stata un po' dimenticata ed è stata rimossa dalla memoria storica della città, mentre è un sistema che bisognerebbe rivalutare per cercare di alleviare anche il carico sulla fognatura. Allora, rete di acque bianche e fognarie che va ridisegnata, va rivista perché è insufficiente. Ed è attualmente in corso, tant'è il commissario per l'emergenza depurazione ha tra l'altro i compiti proprio del rifacimento della fognatura, perché Catania ha optato per il modello fognatura mista, cioè una fognatura che raccoglie sia le acque piovane sia le acque nere, ed è per esempio la zona proprio che insiste sul Viale Regina Margherita, Piazza Santi di Gesù, è compresa il famoso Lotto 2. Allora, l'Università di Catania assieme al Comune di Catania stanno lavorando, lo annunciava anche, cioè, lo ha detto anche il sindaco Otrantino, ad un progetto per riqualificare questa rete, per assorbire, diciamo, le acque non solo piovane. Assolutamente, stiamo cercando di portare un progetto estremamente innovativo che prevede proprio l'utilizzazione di cosiddette soluzioni basate sulla natura, cioè integrare il sistema di drenaggio tradizionale con sistemi che possono assorbire, filtrare l'acqua e accumularla. Uno di questi sistemi è in corso di progettazione nell'ambito di un grossissimo progetto europeo di cui il Comune di Catania è partner, di cui chiaramente è partner anche il nostro Dipartimento. Insieme alla società Irira stiamo portando avanti un progetto per quanto riguarda la realizzazione di un grande giardino della pioggia, un rain garden al Tondo Gioieni, quindi a pochi passi dalla vostra sede. E questo, diciamo, alleggerirà, non risolverà completamente il problema. Delle slide nel frattempo. Sì, questo è proprio il Tondo Gioieni, in cui in questa zona andremo a realizzare questo rain garden che intercetterà una parte delle acque che abbiamo visto dal nostro modello idraulico e provengono da Via del Bosco. Quindi, diciamo, ancora qui è una parte alta della città che scarica le proprie acque sulla parte inferiore, e poi da qua queste acque o vengono appunto verso la vostra sede oppure si indirizzano verso la Via Etnea. Proprio questo è il modello idraulico in cui si vedono praticamente i flussi e le aree più scure rappresentano le zone dove c'è il maggior ristagno d'acqua, quella per esempio
si vede proprio sotto la fontana che c'è una persistenza e permanenza di acqua, proprio il colore blu ci dà una misura di questo problema. E questo è il sistema che andremo a realizzare. Attualmente sono in corso le indagini diagnostiche per verificare appunto la presenza di sottoservizi, che prevede 3 vasche di infiltrazione in cui utilizzeremo anche dei substrati vulcanici con le piante, quindi un'integrazione di substrati vulcanici e piante in cui le acque passeranno attraverso queste 3 vasche e poi la terza vasca verranno fatti dei pozzi di infiltrazione per infiltrare le acque. Questo alleggerirà ma non risolverà completamente il problema del Tennea, però è un primo esempio di come si potrebbe iniziare ad affrontare il problema della gestione delle acque piovane integrando strutture tradizionali con strutture verdi. Allora, questo è un progetto, ma chiaramente la realizzazione, i tempi, entro quanto diciamo, si potrà vedere realizzato questo progetto? Questo progetto, diciamo, noi speriamo di completare il progetto esecutivo a fine anno per realizzarlo la prossima estate, quindi agosto del 2025 è il nostro obiettivo, perché tra l'altro sono obiettivi molto stringenti che sono connessi alle modalità di rendicontazione di questo grosso progetto europeo. Però io dico in generale bisognerebbe cambiare la mentalità sulla gestione delle acque piovane. Le acque piovane più che mai, noi siamo passati da un periodo di siccità fino al 17 ottobre, eravamo in maglietta e ci lamentavamo di quest'estate ormai infinita, e siamo passati alle precipitazioni non particolarmente intense su Catania, ma comunque significative, abbiamo visto per l'intensità, per quanto riguarda il problema della gestione delle acque. Quindi noi dobbiamo cambiare il nostro approccio, e l'approccio deve essere basato per esempio sul valorizzare la capacità dei terreni vulcanici di far infiltrare l'acqua. Per assurdo noi abbiamo tutto un sistema previsto di collettamento delle acque che prevedono lo spostamento delle acque da monte verso valle su Catania, che poi dovrà essere poi collettata al collettore, quello là esistente che porta le acque fino a Ogni, dal collettore famoso B che dovrebbe portare le acque sul torrente Cub e sul Buttaceto. Questo è un sistema che sarà messo in crisi comunque, perché uno dei grossissimi problemi è quello del consumo di suolo. Tutti i paesi della fascia nord di Catania hanno percentuali di suolo impermeabilizzato elevatissime. Immaginiamo che per esempio il dato di Gravina, che è uno dei comuni con la maggiore percentuale di suolo urbanizzato, che arriva oltre il 50%, ma gli altri comuni non sono messi meglio. Quindi tutti questi comuni poi sovraccaricano anche il sistema fognario di Catania. Professore, è chiaro che la città di Catania da sola non può fare tutto questo. Abbiamo parlato di finanziamenti europei per questo progetto che riguarda un progetto pilota, sì. Esattamente, il Tondo Gioieni, diciamo, siamo lì. Regione, Stato devono fare la loro parte, perché servono risorse importanti. Risorse ingentissime, perché bisogna assolutamente intervenire con infrastrutture importanti, una diffusione e una valorizzazione di tante aree che ci sono ancora all'interno del centro urbano di Catania, che potrebbero essere utilizzate anche per questi sistemi di infiltrazione. Avremo nella settimana prossima con altri colleghi dell'Università di Catania un incontro col sindaco proprio per valutare l'applicazione di questi sistemi su scala più vasta e per dare un nostro contributo per la soluzione del problema. Però io vorrei ricordare anche una cosa che spesso i catanesi lo dimenticano, che io dico il mare inizia dalla grata sulle strade, perché tutta quell'acqua piovana arriverà poi al mare, quindi dobbiamo stare attenti a gestire quest'acqua, perché le acque piovane in ogni caso comportano un inquinamento del nostro mare, quindi se siamo veramente amanti del nostro mare, della nostra Ogni, dobbiamo cercare di ridurre il più possibile le acque che comunque arrivano sulle reti di drenaggio tradizionali, cercando di valorizzarle a livello locale e farle infiltrare a livello locale. Professore, un'ultima curiosità riguarda la pista ciclabile che è stata realizzata nella zona del porto. Abbiamo visto delle immagini con acqua altissima, con questa pista al centro della carreggiata. Chiaramente l'acqua stagnava, non riusciva a defluire. È possibile probabilmente che servono delle vie
per fare diciamo, defluire prima e meglio le acque in questa nuova struttura che è stata creata? Quella è sempre stata una zona critica di Catania, ancora prima che venisse realizzata la pista ciclabile. Quella strada l'ho fatta diverse volte e mi sono trovato anch'io bloccato in mezzo all'acqua. Sicuramente bisogna rivedere tutto il sistema di drenaggio, perché quello attuale, forse probabilmente la pista ciclabile realizzata in quel modo ha peggiorato qualcosa. Bisognerà rivedere assolutamente le modalità con cui le acque vengono smaltite. Allora, grazie al professor Giuseppe Cirelli, che è docente di idraulica al Dipartimento di Agraria, di Alimentazione e Ambiente. Di 3A. Esattamente, dell'Università di Catania. È stato davvero utilissimo il suo intervento, ci ha fatto capire un po' come vanno le cose e quello che si sta cercando di fare, no, per migliorare la situazione. Speriamo insomma che partendo questi lavori si possa alleggerire un po' la situazione in via Etnea, ma servono tanti altri lavori per le altre zone della città. Il progetto Cardimed è un progetto pilota su piccola scala, però è il primo segnale di un cambiamento di questa città. Non abbiamo parlato stamattina di Santa Maria Goretti, quella è un'altra zona di grande criticità. Assolutamente. Benissimo, grazie ancora professore Cirelli, noi ci fermiamo, fra poco parleremo del passaggio repentino dalla siccità alle alluvioni, lo faremo con il direttore della Protezione Civile regionale Salvo Cocina. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia parliamo ancora delle difficoltà della nostra regione. Prima abbiamo affrontato il tema degli allagamenti, in particolare a Catania, adesso parliamo delle abbondanti piogge ma degli invasi vuoti. Lo facciamo come anticipato con l'ingegnere Salvo Cocina. Buongiorno ingegnere, che è il direttore della Protezione Civile regionale. Direttore, in questi giorni, 2 o 3 giorni di pioggia tanto sperata, agognata, ci sono state delle criticità con tantissimi danni in tante zone della Sicilia, tant'è che ieri nel pomeriggio c'è stata la giunta del regionale che ha varato un piano di interventi urgenti per tamponare, attenzione solo per tamponare, interventi che riguarderanno le zone che hanno avuto le maggiori criticità. Partiamo da qui intanto, poi arriviamo agli invasi vuoti, perché nonostante la tanta pioggia ancora sono vuoti e la situazione è critica. Dove e come si interverrà intanto per queste disposizioni legate allo stato di emergenza? Sì, buongiorno a tutti. Gli interventi sono concentrati sulle aree dove vi sono stati danni naturalmente, vi sono delle priorità. La Protezione Civile regionale ha fatto una ricognizione su tutto il territorio regionale ed insieme con i igieni civili, con l'autorità di bacino. La situazione più seria è sulla foce del fiume Salso a Licata, perché l'alluvione ha portato dei detriti che potrebbero quindi compromettere anche nel futuro quelle aree, perché si è innalzato il livello. A Licata sapete che è avvenuta una forte alluvione, perché in quell'area, in un triangolo da Caltanissetta a Agrigento Licata, si è concentrata una quantità di acqua impressionante, parliamo di oltre 150 mm in media in poche ore. Sono valori non eccessivi, non grandissimi come Emilia Romagna, però valori notevoli. Un'altra area in cui sono concentrati i danni è quella dell'isola di Stromboli. Purtroppo a Stromboli si sono riverificati, e questo è un fatto che ci deve fare pensare, quegli episodi di smottamento, di rotolamento di massi, trascinamento di terriccio a valle, che si erano verificati anche alcuni anni fa. Ma quest'anno la novità è stata che si sono verificati anche su Ginostra. Ginostra in modo grave si sono ripristinati dei vecchi impluvi. La natura si è ripresa di nuovo i suoi luoghi. Alcuni torrenti gravi sono piccole incisioni. In queste piccole incisioni si è concentrata di nuovo l'acqua e ha trascinato con sé le strade, i cavi dell'energia elettrica, quello che ha trovato. Anche questo deriva probabilmente da un approccio sbagliato dell'attività umana, non di ora ma degli anni passati, costruire là dove non si poteva costruire.
In un'altra situazione su Enna, le pendici della collina di Enna sono franate e hanno messo quindi in pericolo la viabilità, così come sul fiume di Taino l'esondazione degli argini. Sono state piogge, ripeto, non fortissime, però intense in questi posti, e quindi abbiamo pensato di intervenire stralciando appunto gli interventi più urgenti. Altra questione di cui si sta parlando è Catania, in cui non vi sono state piogge forti così di intensità come quei luoghi, però i danni ci sono stati. E tutto ciò, quello che è avvenuto in Sicilia, il paradosso è che avviene dopo anni di siccità, ed è l'avvisaglia di quello che potrebbe succedere con piogge più intense. Secondo paradosso qual è? Che ha piovuto dove non serve, cioè pur essendoci delle forti piogge in quelle aree, non vi sono concentrati, non vi sono degli invasi, e quindi gli invasi che sono strategici in Sicilia, che alimentano Caltanissetta, Enna, Agrigento, la stessa Palermo, non hanno subito alcun beneficio. Mi riferisco all'invaso di Ancipa, Fanaco, la diga Castello, per restare tra Caltanissetta e Agrigento, Enna, e poi gli invasi che servono alla città di Palermo, Rosa Marina, Scanzano, Poma, Piana degli Albanesi. Ingegnere, le chiedo scusa se la interrompo, ma lei dice che queste piogge non sono arrivate dove ci sono gli invasi. Abbiamo appena 20 centimetri in più, diciamo, di acqua raccolta in alcune aree. Però non è possibile studiare, pensare che tutta quest'acqua, perché l'acqua c'è stata, l'acqua continua a cadere oggi nella mattinata sulla zona, diciamo, ionica settentrionale, la parte di Messina continua a piovere con grandi disagi, in particolare nel Messinese ma anche nella Cese, nella zona di Giarre. Ma non è possibile poter ideare un sistema che in qualche modo raccolga quest'acqua da questa parte e la porti magari dove invece manca, ecco, in qualche modo. Capisco che servono delle opere, delle strutture particolarissime. Sì, in linea teorica è possibile, da un punto di vista tecnico e di costi diventa difficile. Basterebbe efficientare, migliorare, e questo si sta facendo, anche se i tempi sono lunghi e le procedure sono complesse, le opere esistenti. C'è un collettore, una grande opera che intercetta le acque del Martello, rimasto incompiuto da Porta su Ancipa, interrotto negli anni 90 per motivi vari, tangentopoli, ambientali, che è interrotto, i lavori sono stati interrotti, bastano qualche decina di milioni per completarlo, e ciò sarebbe un grande vantaggio. Diversamente continueremo a tenere questo mostro in mezzo alle montagne. C'è la diga dei Blufi, che è una grande incompiuta nel sistema delle dighe siciliane, che mette in sicurezza tutto. Ci sono tante opere da riparare, e queste sono le opere che sono previste in un piano straordinario che il governo regionale ha presentato, arredato, elaborato e ha presentato a Roma per un'ipotesi di un'attività di sblocco e di rifinanziamento. Il sistema delle dighe siciliano era un sistema concepito negli anni 60, all'epoca all'avanguardia, fatto bene, devo dire onestamente, che però in cui sono mancate poi le opere di completamento, di messa in sicurezza, e quindi oggi scontiamo queste difficoltà. Sono mancati 30 anni, 40 anni di interventi, anche di opere di manutenzione straordinaria, e questo è quello la natura ci porta in conto oggi. E chiaramente, ripeto, è un paradosso. C'è l'acqua forte che fa danno laddove non serve. Si possono pensare sistemi di accettazione dell'acqua nelle aree in cui piove sempre. La fascia ionica è una bagnarola, anche tutta la parte dell'Etna è una bagnarola, ma lì l'acqua, di acqua ce n'è in abbondanza. Si dovrebbe pensare di prendere quest'acqua e spostarla sulla parte interna della Sicilia, ma guardate che i costi sono notevolissimi,
e le procedure anche lunghe. Penso che la strada migliore sia del risparmio, dell'uso migliore dell'acqua e dell'eliminazione delle perdite. E questa è la linea che sta seguendo anche il governo regionale, che noi stiamo attuando come dipartimenti regionali. Prima di lasciarla, sappiamo che lei chiaramente è sempre impegnato, perché anche oggi immagino avrà da andare a fare dei sopralluoghi, perché continuano, dicevo prima, le situazioni di difficoltà. Lei citava prima le isole Eolie, ma intanto sul Messinese abbiamo notizie di situazioni di grande criticità. E allora lei diceva che bisogna risparmiare questo bene prezioso che è l'acqua, ma risparmiarlo non solo nei rubinetti di casa, risparmiarlo anche quando si porta dalle dighe o comunque dalle fonti di approvvigionamento fino poi alle nostre abitazioni. La struttura, sappiamo che in Sicilia si perde tantissima acqua proprio perché le condotte non sono adeguate e sono vecchie. Anche lì bisogna intervenire, perché se noi abbiamo 100 litri di acqua e ne perdiamo, che ne so, la metà, non va bene. L'ho detto, bisogna intervenire su questa strada, e il risparmio proprio di evitare le perdite. Purtroppo le perdite sono concentrate nella rete di distribuzione interna nelle città. Lì abbiamo valori del 50%, l'intervento lì è molto costoso, veramente costoso, bisogna rifare interamente le perdite. È più facile intervenire nelle perdite nei grandi adduttori, e lì stiamo intervenendo con le poche risorse a disposizione, perché abbiamo in questo momento come emergenza idrica 20 milioni del governo nazionale, ma 40 milioni del governo regionale, altri 30 stanno arrivando. Sono poca cosa rispetto alla vastità delle opere. Ripeto, la Sicilia ha delle opere idrauliche veramente imponenti. Pensate al solo acquedotto dell'Ancipa, la cui riparazione costerebbe forse poche centinaia di milioni di euro. Per questo la strada per tamponare l'emergenza è stata quella, da un lato, di ridurre i prelievi dagli invasi, quindi diminuire l'erogazione, dall'altro di cercare nuovi pozzi. Da un punto di vista economico è più facile trovare dell'acqua da pozzi nuovi e andarla a mettere, che andare a riparare queste reti negli impianti capillari, nelle reti di distribuzione della città, e diventa molto più costoso e molto più lungo. Ma è un'operazione della riparazione, della ricerca delle perdite che si deve fare, non è un'operazione per un'emergenza. Io sto parlando come protezione civile. In emergenza abbiamo il dovere di assicurare condizioni minime di accettabilità di questa crisi che, lo devo dire, se non dovesse continuare a piovere come lo sta piovendo, può solo peggiorare. Quindi anche le città che non hanno problemi di acqua oggi devono anche porsi il problema di un risparmio dell'acqua, perché non sappiamo questo scenario come potrebbe evolversi. E lo dico chiaramente, abbiamo avuto degli episodi in Emilia-Romagna di grandissima intensità. Si parla di alluvioni che hanno avuto avrebbero periodi di ritorno di 200-300 anni. Bene, ne abbiamo 4 in Emilia-Romagna avvenute in 1 anno e mezzo quasi, statisticamente improbabili. I modelli su cui sono basate le nostre osservazioni e previsioni forse non sono più idonei agli attuali tempi. Colpa dei cambiamenti climatici? Colpa sicuramente sì, non so colpa di chi, però chiaramente penso che dobbiamo avere molta più prudenza e cautela. Così come sono avvenuti questi episodi alluvionali forti, possono verificarsi stagioni siccitose più ampie di quelle che siamo abituati a prevedere. Grazie. Abbiamo l'obbligo di pensare a prevenire. Grazie all'ingegnere Cocina, il direttore della protezione civile della nostra regione della Sicilia. Buon lavoro anche non solo per oggi, ma per quello che l'aspetta, chiaramente, perché la situazione è davvero complicata, e speriamo di poterla risentire magari per avere buone notizie. Perché no? Speriamo di avere delle buone notizie. Intanto ci fermiamo ancora, torniamo fra non molto, restate con noi, cambieremo tema, parleremo di qualcosa di più leggero, di spettacoli. Rieccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia e benvenuto a Simona Sindoni, buongiorno. Buongiorno a voi. Pedagogista di Villa Chiara, e do il benvenuto anche a un ospite che è sempre con noi, diciamo il nostro Calì ci accompagna in diverse produzioni. Stamattina però
in una chiave diversa. In una chiave diversa. Buongiorno Allora, a tutti. Buongiorno anche a te. Volevo partire dal fatto che questo vostro spettacolo, Et voilà, si inserisce in un quadro di, una manifestazione più ampia che il Fringe Festival a Catania. Però questa è un'iniziativa particolare perché è rivolta da un aspetto sì, culturale, pedagogico, di supporto e di sostegno. Quindi cerchiamo di spiegare a chi ci sta seguendo da casa qual è la vostra mission con lo spettacolo in particolare. Allora, Et voilà trae spunto dal brano di Barbara Pravi ed è uno spettacolo che nasce dalla compagnia teatrale Nudamente Veri, condotta dal direttore artistico, dottoressa uditore Roberta, psicodrammatista, psicoterapeuta e psichiatra. La compagnia teatrale si è costituita nell'anno 2000 e attraverso varie vicende è arrivata appunto al Fringe Festival e a tale proposito ringraziamo Renato Lombardo per averci dato questa possibilità. Che sarebbe dovuto essere stamattina con noi ma non c'è. Esatto, sì. Quindi lo ringraziamo e a questo punto passiamo proprio a quello che è Et voilà. Et voilà è il bisogno di esserci, la rappresentazione dell'esserci attraverso questa rappresentazione teatrale dove attori che sono rappresentati sia dagli operatori della comunità che dagli utenti che si intersecano. Stiamo vedendo qualche immagine, qualche scatto nel frattempo. Sì, non è altro che il teatro della spontaneità da cui trae beneficio. Il teatro della spontaneità è proprio questo mettersi a nudo da parte degli attori attraverso delle tecniche. Le tecniche sono quelle del teatro di Moreno, lo psicodramma moreniano e il PBT, il playback theatre, da cui trae spunto la rappresentazione teatrale. Allora Totò Calì, in tutto questo che ci fai? No, perché io sono conosciuto per le vignette, però di fatto voglio dire e questo l'intento era questo. Da 14 anni mi occupo anche di psichiatria e insomma direi che una delle componenti importanti. Stiamo vedendo, adesso vedremo anche una foto. Una delle componenti importanti di questo spettacolo è quello del corpo in movimento visto dagli altri. Per la maggior parte delle persone questo potrebbe essere semplicemente normale. Per soggetti psicotici la situazione cambia perché cambia la percezione della realtà, cambia la percezione di se stessi, vi sono le frammentazioni dei corpi, vi sono il bisogno di essere visti come se il passato fatto di buio, fatto di bambini nascosti, mai osservati, mai completamente accuditi, possono avere il riscatto all'interno di questo spazio che diventa appunto spettacolo teatrale e finalmente possono essi stessi attraverso l'arte, che è forse uno dei generatori più interessanti della follia, perché non ha regole. Mentre noi siamo in un mondo di regole, vivere lo spettacolo dell'arte dove puoi anche trasgredire la regola ti può fare sentire, tra virgolette, libero di essere te stesso. Totò, ma tu hai provato a riportare con una vignetta, con un tuo schizzo, questo tipo di sensazione, questo tipo di emozione? Sì, ne ho fatte diverse, ho fatto anche delle mostre insieme al direttore del DSM, Carmelo Florio. Insomma, è chiaro che la follia è sempre stato un argomento anche non solo su cui ironizzare in senso buono, ma è stato anche argomento di opere teatrali di un certo livello, perché appunto la follia è quella cosa che ci fa sentire diversi dagli altri, diciamo la follia positiva, no? Noi siamo diversi l'uno dall'altro non per la nostra ragione ma per la nostra follia.
E allora con la dottoressa Sindoni vorrei tornare di nuovo allo spettacolo che va in scena alle 17. Oggi alle 17, sì. Esattamente in Via del Bosco, 243 a Mascalucia. Mascalucia, quindi sì. c'è la possibilità di poter, noi ne stiamo parlando qui, chiaramente è difficile poter fare immaginare che cosa succede su un palcoscenico quando si rappresentano poi opere di questa caratura, cioè perché c'è tanta difficoltà, anche gli stessi attori hanno delle difficoltà, immagino, no? Sì, infatti il teatro proprio della spontaneità si basa proprio su questo, come diceva Totò, sulla fuoriuscita dell'essere di questo bambino che è stato negato e nel contempo questa rappresentazione vuole proprio dare la possibilità a chi è ai margini della società e non solo, di poter esserci, come dicevo inizialmente, attraverso diciamo, questa esperienza teatrale gli attori si mettono a nudo con una compartecipazione. La novità del teatro spontaneo è quella proprio di entrare anche con il pubblico, quindi non è solo l'attore e gli attori o il direttore dei lavori, ma è anche il pubblico che viene coinvolto e noi abbiamo pensato quest'oggi anche di coinvolgere il pubblico attraverso anche delle azioni di arte terapia, dei workshop che seguiranno allo spettacolo attraverso delle attività laboratoriali che si svolgeranno all'interno delle sale. Ci sono dei temi specifici che tratterete in particolare? Possiamo magari annunciarne qualcuno? Ma non credo che ci debbano essere perché mettere un tema sembrerebbe quasi cercare di in qualche modo limitare la creatività. Invece la cosa interessante, proprio riprendendo il discorso della dottoressa Sindoni, è questa ritualità che si crea, questa ritualità che coinvolge anche chi è seduto e è venuto come pubblico, perché il pubblico diventa partecipe allo spettacolo, cioè noi vogliamo creare una comunità in comunità dove chiunque possa sentirsi a suo agio ma contemporaneamente parte della cosa. Una sorta di osmosi, uno scambio praticamente tra chi sta sul palco e chi praticamente e tra il poi pubblico. Questi workshop che saranno uno di fotografia, uno di danza terapia e uno di arte terapia e di pittura non sono altro che la nostra voglia di allargare la conoscenza di queste tecniche a persone che non ne hanno mai fatto uso, che probabilmente potrebbero trovare giovamento nel utilizzare queste tecniche, perché sono tecniche un po' meno invasive rispetto ad altre, ma che nello stesso tempo ti danno la possibilità di essere creativo, di far venire fuori quel bambino che noi poi nel tempo con la maturità un po' reprimiamo, ecco. Allora, appuntamento oggi pomeriggio 17 in Via del Bosco 243 a Mascalucia, c'è una struttura che vi accoglie et voilà. Grazie alla dottoressa Simona Sindoni, pedagogista di Villa Chiara, e grazie anche al nostro Totò Calì per questo suo nuovo, diciamo, aspetto che noi non conoscevamo in televisione chiaramente. Grazie ma già per averci invitati. Grazie a voi per essere stati con noi. Adesso ci sono le pillole di Almanacco e dopo scruteremo come ogni mattina le stelle. Oggi, 22 ottobre, è il Caps Lock Day, una delle celebrazioni più bizzarre e stravaganti. A lanciare il Caps Lock Day è stato l'informatico Derek Arnold, stanco di leggere una quantità di mail e messaggi scritti in maiuscolo. Nel galateo di internet scrivere un'intera frase o una parola a grandi caratteri equivale a urlare, il che viene conseguentemente percepito come caduta di stile, atteggiamento maleducato o aggressivo, ma spesso è solo un'abitudine dietro la quale non si cela alcun significato. Ma sapete come funzionano i sottomarini? Per immergersi e riemergere a piacimento, i sottomarini variano la propria densità media con l'uso di un serbatoio contenente aria compressa. Con una densità maggiore riescono ad arrivare a profondità maggiori e viceversa. Finché dispongono di una fonte di energia possono farlo all'infinito, perché quando sono in superficie aspirano l'aria dall'atmosfera e la comprimono nel serbatoio, pronta per la prossima emersione.
Siamo puntualissimi come ogni mattina, adesso ci rivolgiamo a Marco Amato per sapere che cosa le stelle ci indicano. Intanto buongiorno Marco, buon caffè. Buongiorno, Tazzina, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Tazzina colorata a mano? Tazzina colorata a mano, questa è artigianale, una doppia smaltatura. Rosso fuoco ricorda tanto la lava, ma oggi la mia tazzina è un omaggio a un rosso nazionale di cui parleremo. Sì, parliamo chiaramente delle due rosse, no? Del cavallino rampante. Esattamente, le due rosse, una di Leclerc e una di Sainz, una fantastica doppietta che ha fatto letteralmente impazzire tutti i fan della casa di Maranello, quindi il nostro rosso Ferrari nazionale che trionfa ancora. Mi ha molto colpito questa bellissima vittoria, non solo da tifoso delle nostre scuderie di Formula 1, ma anche per il solito motivo astrologico che riesco sempre a intravedere in questi fatti che propongo quotidianamente, ovvero a vincere Leclerc è un bilancia, Sainz è una vergine. La casa di Maranello, fondata in novembre, è dello Scorpione, quindi l'intera regione zodiacale fine estate autunno ha praticamente trionfato. Che ragione c'è dietro? Ebbene, sono tutti i transiti di questo periodo, proprio perché l'autunno porta con sé una serie di pianeti che passano per quelle regioni zodiacali, ma non solo. È sempre il grande Giove a stimolare per adesso, in particolare la bilancia, che è proprio il segno zodiacale di Leclerc. Per lo Scorpione, visto che mi chiedono tutti, che i miei follower Scorpione, ma quando finisce questo periodo così? È 7 anni che c'è Urano in opposizione dal Toro, per cui, cari Scorpione, questo momento di rinascita che state vivendo è solo l'inizio di un prossimo anno che sarà molto bello. Ebbene, allora, questa regione zodiacale sta tutta rinascendo, i Vergini risolvono qualcosa, i Bilancia rinascono in amore, lo Scorpione in generale un po' su tutta la loro vita. Ma oggi è una giornata molto speciale proprio perché il Sole entra in Scorpione, quindi il secondo segno fisso d'acqua oggi ha tutta la grazia e l'energia del Sole. Benissimo quindi per i segni d'acqua, c'è anche la Luna in Cancro, quindi Pesci, Scorpione e Cancro sono assolutamente, non solo i primi oggi, ma inizia per tutti e tre un bellissimo periodo di ripresa. Un po' più in difficoltà Leone, Acquario e Toro, proprio perché sono i segni di quadratura ed opposizione a queste valenze zodiacali, quindi questi tre segni si potrebbero sentire un po' più stanchi e un po' più ostacolati, mentre invece i Sagittario sono più emotivi, gli Ariete invece risalgono lavorativamente e hanno nuovi obiettivi. I Terra, Capricorno e Toro, che rimangono, di Vergine ne abbiamo già parlato. Il Capricorno sta aspettando delle cose che sono in itinere, in divenire, e ci riuscirà. Il Toro sempre impaziente con quell'Urano che proprio vuole sempre un di più, ma anche lì riuscirete a essere più sereni. Gemelli per ultimo, ecco il segno zodiacale della comunicazione, che ha proprio il grande Giove nei suoi gradi e che quindi in questa fase autunnale riuscirà ad avere il meglio dell'anno. E detto questo, auguro a tutti con la mia tazza rossa e viva la Ferrari. Buongiorno Sicilia. Buongiorno a te Marco, a domani, buon caffè. Vado da Emanuela, una pillola dai quotidiani. Non riguarda il caffè ma riguarda il vino, caro Angelo, il vino italiano, lo vediamo sul Corriere della Sera, che riconquista l'America, storico sorpasso sulle bollicine francesi. Vinitaly apre una nuova fiera a Chicago con Lollobrigida e centinaia di imprenditori, e qui vediamo le vendite di spumanti italiani negli Stati Uniti negli ultimi 5 anni sono cresciuti del 40%, e qui il sorpasso con i vini francesi, il 35% per l'Italia, la Francia si ferma al 31%. Molto bene, grazie Emanuele, l'appuntamento con te, anche con te a domani. Noi ci salutiamo con Laura Pausini, che esattamente il 22 ottobre del 2004 pubblicava l'album Resto in ascolto. Buona giornata, domani mattina come sempre puntuali con Buongiorno Sicilia a partire dalle 8.